Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Questa è Cross Generation, la radio di Crossing TV. Cross Generation è un esperimento della redazione di Crossing TV, la prima web TV fatta da giovani e più giovani. Siamo ospiti di Radio Città del Capo che potete ascoltare e seguire tutti i giorni all'indirizzo www.radiocittadelcapo.it. Ciao amici ascoltatori, benvenuti a questa puntata. Io sono Akio Takemoto e sono in compagnia con Sara Iane che presta servizio civile con l'Eurodesk di San Pietro in Casale. Ciao Sara, ci racconti qualcosa di te? Allora, appunto, come ha detto Akio, sono Sara Iane, appunto ho 20 anni, sono di origine marocchina e attualmente faccio servizio civile presso appunto le antenne territoriali Eurodesk e diciamo che preciso un pochino perché appunto il servizio civile non faccio quello nazionale ma quello regionale, e perché appunto quello nazionale richiede il requisito della cittadinanza, invece quello regionale si è voluto appunto dare l'opportunità ai giovani stranieri per poter anche loro svolgere delle esperienze di questo tipo. Cosa fai in questo servizio civile di concreto? Eurodesk innanzitutto è una rete europea che si occupa appunto per la promozione della mobilità appunto giovanile e diciamo che ci sono appunto vari punti informativi presso i 15 comuni del distretto Pianura Est e diciamo che magari per i giovani che è interessato a fare qualsiasi esperienza all'estero di formazione, di volontariato, servizio civile appunto europeo, può rivolgersi a questi sportelli che gli danno delle informazioni e offrono appunto delle informazioni e orientamento. E nella vita, oltre a questo servizio civile che presumo ti prenda molto tempo, cos'altro fai? Attualmente sto finendo anche un altro corso che devo terminarlo con la scuola e adesso lo sto finendo e ho intenzione di iscrivermi quest'anno all'università, se Dio vuole. A cosa? Adesso mi iscriverò a giurisprudenza. Mi sarebbe piaciuto anche fare lingue, però la facoltà era a Forlì, quindi alla fine è più comodo qua a Bologna, quindi ho deciso di fare le cose qua. Questa tua scelta poi alla fine è stata dettata da una passione, da qualcosa che senti molto vicino a te o da qualcos'altro? Io ho voluto fare questa cosa perché appunto ci sono stati, avrei voluto fare, continuare il mio cammino nell'ambito dell'indirizzo che ho seguito, però visto che ci sono state molte altre problematiche che non mi sembra non sto a citare qua perché richiedono... No, dicele. Le dico. Perché appunto diciamo che ci sono delle cose che richiedono appunto la cittadinanza italiana e io non avendola non ho potuto appunto partecipare ad alcune cose, quindi ho tralasciato l'indirizzo che volevo, la facoltà che volevo fare, che è Scienze della Formazione, quindi ho preferito fare giurisprudenza, almeno giurisprudenza un po' mi riconosco un po' i miei diritti, quindi spero che almeno con questa facoltà possa andare tutto bene, si spera. Per i nostri amici ascoltatori ricordiamo che per accedere a alcune professioni, soprattutto quelle che prevedono l'iscrizione a un albo anche, sì. Uno dei requisiti è appunto la cittadinanza italiana, e tu questa cosa non l'abbiamo ancora detta, però in che situazione sei qua in Italia? Io diciamo che ho la carta di soggiorno e comunque volendo partecipare appunto a questo concorso non ho potuto partecipare perché mi manca la cittadinanza italiana, quindi alla fine questo concorso appunto è per educatori asilo nido e quindi a me sarebbe piaciuto continuare questo cammino, ma purtroppo non avendo questo requisito. Però anche giurisprudenza, per diventare avvocati bisogna iscriversi in albo e quindi essere cittadini. Infatti guarda, alla fine se uno decide, magari se uno pensa tanto a che cosa magari dovrebbe fare, alla fine non arriverà mai ad una strada, quindi io ho deciso di fare questa cosa e alla fine non so a cosa arriverò, però intanto uno non dovrebbe stare fermo, se no finisce tutto, nel senso, se uno sta a pensare a tutte le conseguenze, a che cosa c'è dopo, non ce la farà, quindi io intanto mi iscriverò, vado avanti e vedrò, perché spero di prendere la cittadinanza prima possibile, però
È un'incognita il tuo futuro, esatto. comunque. Ma Sempre c'è qualcos'altro in cui ti senti condizionata nella vita quotidiana, nei tuoi progetti, dal fatto di non avere la cittadinanza? Ma alla fine ci sono tante cose, ti sono negati tantissimi diritti, non puoi avere tantissimi diritti, nel senso che tu partecipi comunque alla vita quotidiana di tutti i giorni, fai tantissime cose, stai sempre con, diciamo, con i cittadini italiani, però quel diritto, diciamo, non ce l'hai, non puoi fare tante cose, non puoi andare avanti, anche se è un pezzo di carta, alcuni dicono sì, ma tanto, però alla fine è fondamentale, senza quello non puoi far parte di tante cose. Tu, Sara, ci raccontavi prima di questa tua esperienza col servizio civile, che è comunque un'esperienza abbastanza anomala per una ragazza di 20 anni, e ti rinnovo i miei complimenti per questa cosa. Grazie. E volevo chiederti cosa ti ha dato il servizio civile? Ha servito per la tua crescita personale? Sì, nel senso che io quando ho deciso di farlo non pensavo fosse così impegnativa, comunque è molto impegnativo anche per chi magari fa, diciamo, tante cose contemporaneamente, però io la trovo, diciamo, un'esperienza molto interessante, coinvolgente e anche piacevole, anche, diciamo, ci sono moltissimi magari la mia partecipazione ad alcuni eventi mi ha reso anche, magari ci sono alcuni argomenti che tu magari sai poco, però li approfondisci di più, e anche hai anche una tua crescita personale, diciamo, ti può sempre essere utile nel futuro. C'è stato un tema che che hai affrontato anche magari in questa tua raccolta di bandi, per cui hai dovuto imparare delle cose che avresti voluto sapere prima magari? Ma nel raccogliere, diciamo, queste informazioni, le cose che mi sono piaciute, soprattutto il servizio civile europeo, mi sarebbe piaciuto anche farlo, però c'è sempre il problema del requisito della cittadinanza, sempre in mezzo, quindi a me mi sarebbe piaciuto fare anche un'esperienza a livello, diciamo, europeo. E tu dove saresti voluto andare? Sì, però in che paese? Tipo in Inghilterra, Germania, Francia, Spagna, ci sono tanti paesi. A me sarebbe piaciuto andare ad uno dei paesi, non importa, basta che lo facevo, quindi basta scappare da San Pietro in Casale, insomma. Esatto. Puoi dare un consiglio ai nostri ascoltatori con un occhio di riguardo a magari dei giovani tuoi coetanei? Dico ai giovani di rendersi più partecipi, perché comunque sì, sono un po' pigri alcuni, quindi almeno questa partecipazione, magari a rendersi più attivi. Sara, se fossi una strada di Bologna? Corticella, via Corticella. Se fossi una canzone? Una canzone di Tiziano Ferro, e Io voglio regalarti la mia vita. Se fossi un diritto da rivendicare? Questione famosa della cittadinanza. E se fossi invece un paese europeo, visto che prima dicevi che volevi scappare? La Spagna. Grazie mille di questa chiacchierata. Grazie a voi. E buona giornata a tutti. Grazie. Avete ascoltato Cross Generation, la radio di Crossing TV. Questa puntata la potete ascoltare su www.radiocittadelcapo.it e vedere su www.crossingtv.it.